Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. David, innanzitutto benvenuto alla Calciolecco 1912, prima esperienza da grande dopo aver comunque vestito maglie non indifferenti, quella dell'Entella da cui provieni è stata l'ultima con mister Sassarini. Sicuramente sarà stata una buona scuola dal punto di vista dell'avere il pallone tra i piedi, conoscendo il mister avrai imparato parecchio. Assolutamente, innanzitutto un grazie al mister che l'anno scorso è stata una stagione, come lui sa, un po' piena di alti e bassi, però mi ha saputo insegnare tanto e trasmettere quella che è poi la sua idea di gioco, e sono principi di gioco e insegnamenti che mi porterò sempre dietro e che speriamo di mettere a disposizione della squadra quest'anno. Ti affacci al mondo dei grandi, ovviamente vi state imparando a conoscere, conosci qualche elemento giovane per averci giocato insieme o contro, comunque dovrai condividere la prossima casa in città. Come ti sembra questo primo salto? No, fortunatamente avevo già avuto l'opportunità di giocare con i grandi, solo qualche allenamento, però essere già parte del gruppo ti presenta anche in un modo diverso. Poi i ragazzi qua stanno aiutando sia me che gli altri giovani a integrarsi nel gruppo, anche il mister ha parlato subito di far gruppo in fretta e per ora mi sto trovando bene. Chiaramente è passato qualche giorno solo, sono contento di aver ritrovato Moleri con il quale ho giocato qualche anno fa e niente, speriamo di continuare su questa strada e con questa serenità. Di certo ci sarà anche da crescere in fretta, perché Lecco ha dimostrato ieri cosa vuole da voi. Ieri è stata un breve assaggio dei tifosi, però sono stati davvero fantastici, tutti siamo rimasti sbalorditi dalla presenza e dal calore che hanno dimostrato e li ringraziamo e speriamo di soddisfarli durante la stagione con i risultati. Grazie David, in bocca al lupo. Prego. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.